Ogni sabato dalle ore 16. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. A te la linea. Grazie caro Lorenz e auguri anche a te, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 909 di oggi, giovedì 2 gennaio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Pensate, domani saranno 910, mancheranno 90 puntate a quota 1000 e se voi ci fate un attimo il conto, insomma, a 20-22 puntate al mese, per maggio dovremmo essere addirittura d'arrivo. Vedremo che cosa organizzeremo per questo millennio di Zoom. Ok, allora cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello
radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semmi Varin, le videopillole e molta altra bella robetta, per cui bella gente, insomma, veniteci a trovare, perché vi assicuro che varrà il vostro tempo. Tanti auguri, buon anno, che sia un anno straordinario, che è la cosa più importante, che sia un anno nel corso del quale voi possiate realizzare ciò che di più pulito e onesto nel vostro cuore desiderate. Spero non abbiate mangiato troppo, spero non abbiate urlato nei confronti di chi lavora, non abbiate urlato di aprire il microfono. Io per esempio non ne ho assolutamente motivo, perché il nostro Lorenz D'Umbria è bravissimo, quindi non ho motivo né di urlargli né tantomeno di insultarlo, a parte il fatto che non si fa, detto tra parentesi, ma a maggior ragione volevo dire che il mio regista è veramente capace, per cui buon anno anche a te, caro Lorenz, spero tu non ti sia abbuffato assai. Raccontateci come avete passato questo Capodanno. 340 670 9659 per le vostre zappe, oppure 029294 7222 per le vostre telefonate, quando lo dirò io, perché alle 18:35 arriva lui, e lo sapete di chi sto parlando quando dico lui, Max del Papa, e non aggiungo altro. Bene, ma adesso la anticipiamo, cominciamo l'anno con miti e riti di Capodanno con la nostra Gabriella Ronza ed Epos. Vai Lorenz! E delle leggende legate al Capodanno. Il Capodanno, cioè il primo giorno dell'anno, è un rito di fondazione, anzi rifondazione periodica del ciclo vitale del mondo, dell'ordine del cosmo. È praticamente il mito dei miti, cioè il mito che propone la distruzione ma anche la rinascita, realizza la rigenerazione dell'ordine cosmico dopo la distruzione e quindi un momento di crisi. Il Capodanno infatti viene festeggiato dopo aver salutato l'ultimo giorno dell'anno in vario modo. C'è chi ad esempio distrugge il calendario utilizzato dell'anno appena terminato, oppure c'è chi distrugge un oggetto vecchio, o se pensiamo agli stessi fuochi d'artificio, il fuoco è un simbolo di distruzione e rigenerazione continua. Detto in parole povere, qualunque rito attinente al Capodanno ha due aspetti. Uno è quello eliminatorio e l'altro è quello di costruzione, costruttivo, anzi ancor meglio inaugurativo. Vediamo ora insieme le tradizioni attinenti al Capodanno. Pensiamo al nostro paese, all'Italia. Una delle più famose è quella di indossare biancheria di colore rosso in segno d'augurio per il nuovo anno, per l'anno entrante. Un'altra è quella di mangiare le lenticchie, simbolo di ricchezza, il 31 dicembre. Legata anche al Natale è quella di baciarsi sotto una pianta di vischio. E un'altra, che però è ormai quasi del tutto abbandonata, è quella di gettare dalla finestra, appunto in senso distruttivo e eliminatorio, tutti quegli oggetti vecchi o non più utilizzati. In Spagna c'è la tradizione di mangiare alla mezzanotte dei chicchi d'uva, uno per ogni rintocco dell'orologio. In Russia, allo scoccare della mezzanotte, quindi dell'ultimo rintocco della mezzanotte, si apre la porta per far entrare il nuovo anno. In Ecuador e in Perù, fuori la propria abitazione, si presentano dei manichini fatti di cartapesta, rappresentanti personaggi anche famosi, che vengono riempiti di petardi così da bruciare e distruggersi alla mezzanotte. In Giappone, prima della mezzanotte, le famiglie si riuniscono nei templi e bevono del sake.
ascoltano 108 rintocchi di campana, perché questo si crede essere il numero dei peccati originali secondo la religione buddista. Un altro famoso rito è quello di baciare i propri cari allo scoccare della mezzanotte o di iniziare l'anno con indosso vestiti nuovi. C'è anche una tradizione molto diffusa in alcuni paesi secondo la quale si deve essere molto attenti alla prima persona che entra in casa. Si crede infatti che la prima persona che entra in casa nel primo giorno dell'anno, quindi dopo lo scoccare della mezzanotte, può portare buona o cattiva sorte inerente a tutto l'anno. È meglio che entri quindi un amico o un parente con il piede destro e le mani non vuote, quindi portando un dono. Queste sono alcune delle tradizioni e dei riti inerenti al mito del Capodanno. Voi ne conoscete altre? Magari vostre, personali o della vostra famiglia o del vostro paese di provenienza? Sono curiosa di leggerle nei commenti e intanto io vi saluto con i miei più cari auguri e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Sempre elegante la nostra Gabriella Ronza con la sua rubrica Epos. In effetti ci sta, anche voi che usanze avete, tra quelle di buttare via le cose vecchie, il ragionier Ugo Fantozzi, grazie al capodanno illegale del maestro Canello, si vide distruggere l'automobile che lui aveva parcheggiato con 7 posti liberi, la mitica bianchina. Ma adesso è il momento di Qui Parlamento con l'onorevole Riccardo Molinari, dopodiché David Bowie, Starman e poi arriva lui, Max Del Papa. Vai pure Lorenz. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Ovviamente la Lega voterà a favore della legge di bilancio, per cui ringraziamo il Ministro Giorgetti per lo straordinario lavoro e tutto il Governo. Ma prima di parlare di questo, mi permetta di mandare a nome del gruppo della Lega un fortissimo e caloroso abbraccio al segretario federale Matteo Salvini, che è stato assolto stasera con formula piena nel processo di Palermo Open Arms. Circostanza questa che conferma quello che la Lega dice da anni, cioè che eravamo di fronte a un processo politico, perché le parti politiche che hanno piegato le prerogative parlamentari a un uso politico della giustizia hanno mandato a processo Matteo Salvini per fatti che sono crollati alla prova di un processo vero. Non è stata processata una condotta, è stata processata una linea politica. Quella di questa sera è una bella pagina per la Repubblica, per la democrazia, ma resta la pessima, onta e brutta pagina dell'uso politico della giustizia che è stato fatto dalla sinistra e dalle opposizioni attuali. Venendo alla legge di bilancio, questo è il primo anno in cui entreranno in vigore le nuove regole del patto di stabilità, su cui il governo certo ha potuto contrattare condizioni migliori, ma che vanno applicate e le stiamo applicando nel modo migliore. Abbiamo visto la riduzione del rapporto deficit-PIL dal 7,2 di 2 anni fa al 3,8 di quest'anno, arriveremo al 3,3 nel 25, perfettamente in linea con quelli che sono le prescrizioni, gli adempimenti che ci chiede l'Europa. E lo dobbiamo fare tra l'altro con delle difficoltà, perché in questa legge di bilancio noi potremmo spendere 30 miliardi per fare delle politiche a sostegno di famiglie, imprese e lavoratori e dovremmo spenderne 38 per pagare i debiti del super bonus 110% che qualcuno ci ha lasciato in eredità. Una politica fallimentare tanto per gli effetti sui territori, ma soprattutto fallimentare per i bilanci dello Stato. E questa cosa è ancora più importante ricordarla, il fatto che ci apprestiamo ad approvare una manovra che la Commissione europea non potrà che approvare, se pensiamo alle condizioni in cui è nato questo governo. Quando è nato questo governo si diceva che le destre al potere in Italia avrebbero fatto diventare l'Italia la Calimero d'Europa, saremmo stati isolati, non ci avrebbero approvato i bilanci, ci avrebbero bloccato i soldi del PNRR.
Questa sera nel Parlamento italiano noi approviamo la legge di bilancio. Se andiamo a vedere cosa succede nei parlamenti di altri paesi europei, i nostri alleati, abbiamo un quadro un po' diverso. Se andiamo a vedere cosa sta succedendo in Francia, la Francia non approverà la legge di bilancio, andrà in esercizio provvisorio per la crisi politica innestata da Macron con le elezioni anticipate. Se noi andiamo a vedere cosa succede nel Parlamento tedesco, e anzi mandiamo un abbraccio al popolo tedesco per il vile attentato di questa sera in cui hanno perso la vita 11 persone, se guardiamo cosa è successo e cosa sta succedendo nel Parlamento tedesco, non si approverà la legge di bilancio e si andrà in esercizio provvisorio perché la maggioranza rosso-verde è andata in crisi. Se guardiamo cosa succede a Madrid, il Parlamento spagnolo non approverà la legge di bilancio, e questo bisogna spiegare il perché però, perché è interessante. Perché gli alleati di Sánchez, il socialista Sánchez, i partiti autonomisti catalani, stanno bloccando l'approvazione del bilancio su 2 punti. Uno, chiedono il trasferimento delle competenze esclusive in materia di immigrazione alla Catalogna per impedire l'immigrazione a chi non parla catalano. E punto secondo, chiedono che il catalano diventi lingua ufficiale dell'Unione Europea, con buona pace di chi pensa che l'autonomia spacchi l'Italia, dando la protezione civile alle regioni e trasferendo l'organizzazione scolastica. Scusi onorevole Tucci, mi scusi, non è consentito il contrappunto, si vada a sedere se vuole, se no esce. Grazie Presidente. Presidente. Il centrodestra si dimostra quindi un fattore di stabilità fondamentale per il Paese, com'è da 30 anni. Il centrodestra, nelle sue differenze, nei suoi posizionamenti politici storici diversi, è comunque la garanzia di buon governo nei comuni, nelle province, nelle regioni e nello Stato centrale da 30 anni, e lo stiamo dimostrando una volta di più, con buona pace di chi ci critica. Ma non dobbiamo certamente gioire della crisi degli altri paesi, anche perché dal punto di vista industriale, ad esempio, il rallentamento della Germania rischia di avere degli effetti anche sulla nostra economia. E allora dobbiamo chiederci, a parte le responsabilità politiche di chi governa, da cosa siano date queste crisi. Ebbene, la lettura che diamo noi è abbastanza semplice. La crisi di questi paesi non nasce anche qui dall'avanzata delle destre e dalla crescita dei populismi, nasce dalla cieca obbedienza a quelle politiche anti-industriali europee della Commissione von der Leyen, che la Lega ha criticato nella passata legislatura europea e in questa. Quando, visto che c'è stato detto in questi giorni che la Lega è contro l'Italia perché non ha votato la Commissione, noi vi diciamo una cosa molto semplice: la Lega non ha votato contro l'Italia, la Lega ha votato a difesa degli operai, degli agricoltori, degli imprenditori, di tutti quelli che stanno perdendo il lavoro per colpa delle multe sulla CO2, per colpa del Green Deal che impedisce la produzione dell'auto endotermica nel 2035, per colpa delle multe alle aziende automobilistiche che stanno bloccando la produzione. A quello la Lega ha votato contro, e siamo purtroppo, guardando i fatti, consapevoli di essere stati sempre dalla parte giusta su questo tema. In Italia poi sull'automotive abbiamo un aggravante in più, che è il caso Stellantis, perché c'è la crisi dell'automotive europea, c'è il caso Stellantis. Da quando Stellantis è nata nel 2021 noi abbiamo assistito a uno spettacolare esempio di privatizzazione dei profitti e socializzazione delle perdite. Sono stati distribuiti 23 miliardi di dividendi agli azionisti e si è tagliato un quarto della forza lavoro di Stellantis. Un operaio su 4 ha perso il lavoro, sono 13.000. Ebbene, visto che quotidianamente noi sentiamo appelli accorati da parte delle opposizioni su questo tema contro questo governo, e questo governo sta facendo quello che può, ha convocato un tavolo, ci sono risorse per l'automotive, ma noi dobbiamo capire dove sta il problema. Io mi chiedo che cosa diceva chi oggi ci critica quando l'operazione Stellantis nel 2021 è stata fatta, e in particolare mi rivolgo a una collega che ai tempi non era una cittadina comune ma faceva il sindaco di Torino, che non ricordo attaccare Conte o Patuanelli quando applaudivano la fusione tra Peugeot ed FCA, e né ricordo criticare Conte e Patuanelli quando si davano 6 miliardi e 3 di prestiti garantiti dallo Stato a FCA senza vincolarli all'occupazione e agli investimenti nel nostro paese. Venendo ai contenuti della manovra, il taglio del cuneo fiscale è la più grande operazione di ridistribuzione della ricchezza fatta nella storia repubblicana.
Noi garantiamo e rendiamo strutturale una misura che metterà più di 100 euro in busta paga a 1.300.000 lavoratori in più rispetto all'anno scorso, che erano già 13 milioni, perché ampliamo la platea che guadagna fino a 40.000 euro, che vuol dire una mensilità in più. E il resto delle risorse noi li spendiamo su iniziative sempre legate al sociale, come l'ampliamento del reddito di inclusione. Abbiamo trovato le risorse per il rinnovo dei contratti pubblici, abbiamo, grazie a un emendamento della Lega, ampliato la flat tax. I beneficiari saranno ampliati perché oggi anche chi ha reddito dipendente fino a 35.000 euro potrà beneficiare di questa misura. Grazie a emendamenti della Lega abbiamo sventato il blocco del turnover per le forze dell'ordine e per gli enti locali, perché va bene la razionalizzazione della spesa, ma non sulla sicurezza e sui comuni. Abbiamo semplificato e rinnovato il fondo garanzie piccole e medie imprese e abbiamo previsto la cumulabilità dei contributi pensionistici obbligatori e volontari per garantire maggiore flessibilità in uscita. Ma è la sanità la partita su cui c'è lo scontro più forte. Ebbene, visto che se guardiamo le cifre assolute non c'è storia, perché si parla di 143 miliardi di investimento sull'anno prossimo, che è la cifra più alta mai investita in sanità. Qui Parlamento. A te la linea. C'è uno Starman che aspetta lassù nel cielo, c'è un uomo delle stelle che aspetta lassù nel cielo. Ci vorrebbe incontrare, ma probabilmente ci scoppierebbe la testa, così cantava nel 1972 David Bowie. Però forse aveva ragione, perché è uno che non le manda a dire lo Starman, l'uomo delle stelle che stiamo per avere qui in trasmissione. E lo conoscete tutti perché lui è lui. E davvero noi altri non siamo un cazzo rispetto a lui. Max del Papa. Maestro, buonasera, buon anno e ben trovato.
Un buon anno, ben trovati a voi, ma no, per carità, io sono nessuno, questo è, sono nessuno che cerca di orientarsi, semplicemente questo, ci mancherebbe. Comunque, auguri, Auguri. si dice così, no? Auguri che sia un anno più bello. Se poi possiamo anche dire vaffanculo Italia, oppure teste di cazzo apritemi il microfono, ma Lorenz è bravo, il microfono è aperto, per cui non merita di essere insultato, anzi, Cazzarola lo ringrazio sempre per il lavoro che fa. L'Italia a me non ha fatto niente, a te? No, l'Italia si fa male da sola, e quindi lo fa anche a noi. Però pare che al nostro capo dello Stato vada bene così, perché ancora una volta, io mi rifiuto, poi avevo da fare il mio piccolo discorsetto di fine anno, quindi. Però vedo che ancora una volta ho letto di prediche sull'accoglienza, neanche una parola su quello che succede alle forze dell'ordine, prediche sull'accoglienza, e poi dopo come veniamo ripagati, come hai detto tu, col saluto che hai detto tu, vaffanculo Italia. Ecco, lo diciamo per i nostri ascoltatori, non è che qua stasera ci siamo dati gratuitamente al turpiloquio, ma vaffanculo Italia è quello che dei gentili signori non italiani urlavano abbarbicati al monumento a Vittorio Emanuele II, padre della patria, una volta nei sussidiari c'era scritto così, in Piazza Duomo a Milano l'ultimo dell'anno. Prego Max, scusami. Loro... C'è stato questo, c'è stato una grande dimostrazione di rispetto e di integrazione. Cioè, sì. hanno fatto le zone rosse, questa cosa patetica, no? Perché si deve passare dalla tolleranza 1000, cioè illimitata, la sinistra perché la teorizza, perché la sinistra si illude di fare la lotta armata usando questi barboni che arrivano da sti Maranza, no? È sempre il solito sogno terroristico rivoluzionario. La destra della Meloni è terrorizzata dall'andare contro la sinistra, perché ormai io non capisco come si possa dire che la Meloni è una di destra. Infatti sta cercando di approfittarne Salvini, in modo anche discutibile magari, ma sta cercando di scavalcarla. La Meloni è terrorizzata, la Meloni è solamente una persona di sinistra, del PD, che ha scelto così un target leggermente diverso, europeista, e quindi dice che non devono essere contrastati in nessun modo, le forze dell'ordine devono andare in piazza a farsi pestare, cosa che sappiamo tutti e che loro stessi ormai lamentano. Il risultato qual è? Poi c'è Mattarella che ogni ultimo dell'anno dice che non siamo abbastanza integrativi, buoni, i migranti. Il risultato qual è? Hanno fatto le zone rosse. Le zone rosse servono non a bloccare i Maranza o i Farabutti, figurati. Infatti l'abbiamo visto subito di nostra zona. Le zone rosse sono state un pretesto di tutti i sindaci per imporre nuovi divieti, nuovi obblighi, nuovi impedimenti, e infatti hanno detto che le terranno sempre a prescindere dal Capodanno. Perché? Perché da una parte sanno perfettamente che oramai l'Islam violento ha vinto, quindi si salva come può dopo 30 anni di integrazione dissennata. E poi perché per rendere la vita impossibile ai cittadini, a quelli che rigano dritto, almeno si sforzano di farlo. Via la macchina, via la sigaretta all'aperto e adesso via anche il passeggio. A questo servono. Quindi il ministro Piantedosi, che è un ministro così, non di polizia, è un ministro di polizia, ma con le pistole ad acqua. Ha fatto le zone rosse e ieri il Duomo, l'altro ieri, è stato preso d'assalto, come il Corvetto, come altri quartieri prima. In questo caso però il quartiere del centro, il Duomo, lo dicevi tu, la statua di Vittorio Emanuele, per miracolo non buttata giù, orde di Maranza che letteralmente urlavano filmandosi, non nascondendosi,
Italia merda, Italia vaffanculo, polizia fammi un... eccetera. no? E sventolavano coltelli e bandiere tunisine, algerine. Polizia ferma, zitta, perché guai, che non ci dicano che siamo fascisti, che non ci dicano che siamo di destra neanche, guai, fermi, zitti. Beh, ma Quindi quel povero il Cristo del Capodanno maresciallo piazza- dei carabinieri che a Rimini ha reagito davanti a Sì. quell'egiziano esagitato, gli ha sparato, adesso è sotto subito processo per sotto eccesso di processo, legittima subito difesa. sotto inchiesta, 5 accoltellati. Questo ha salvato altra gente dalla morte sicura. Ma questo è un eroe, Dicevo, altro Laura, che... lo hanno messo sotto processo. La Meloni ha una grandissima paura di questo. Non so se abbia qualcosa da nascondere. Lei no, non credo sia così stupida, credo che sia più furba. Probabilmente la famiglia, qualcosa, qualcuno. Lei non può permettersi, lei deve durare. Allora, ben venga il poliziotto che va sotto processo, ben vengano i poliziotti che si devono far ammazzare. Non devono neutralizzare questi qua. Stiamo a discutere, quell'egiziano là andava abbattuto. È stato abbattuto per fortuna. No, dovevamo finire come in America a Capodanno? Ma non lo vedete che in tutto il mondo, in tutto l'Occidente, fanno fuori la gente? In Italia ci provano, in America 10 persone, 5 morti, 6 morti, nell'Europa del Nord, in Inghilterra. La situazione non è reversibile. L'Islam teppistico ha vinto, poi mettono le zone rosse. Cioè io ho dovuto vedere i Maranza che sfidavano la polizia. Vieni qua, fammi un... E questi zitti, col coltello davanti. Questo è lo stato delle cose. Anche dove vivo io, che è un borgo marinaro, siccome nei posti piccoli e marinari hanno il complesso di inferiorità, allora dicono, lo fanno le metropoli, le cazzate, che facciamo? Noi siamo da meno? Che noi siamo da meno? E allora hanno messo il limite del 30 all'ora sul lungomare, dove passa una macchina ogni quarto d'ora. E poi c'era la stampa locale validissima che ieri strillava alla Torieri, giro di vite sui botti di fine anno. Bene. La notte di Capodanno sotto casa mia è stata Beirut. Hanno perfino bruciato, arso una macchina, come a Napoli, no? Come a Scampia. L'hanno proprio arsa completamente, non si trova più nel volante, nelle cose, solo la carcassa, neanche la targa. Tutto intorno ci saranno stati, ma ti dico, 7, 8, 10.000 botti esplosi. E la chiesa grande del paese è stata nottetempo adibita a discarica, dove c'è qualche quintale di casse di botti, raudi, petardi, ordigni, bombe esplosi, tutti davanti al sagrato della chiesa. Non posso pensare che né il parroco né nessuno abbia visto, tutti si fanno gli affari loro, come succede a Scampia, come succede a Corleone, come succede a Platì, oppure come succede a Ponte Lambro a Milano. Ciascuno si faccia gli fatti suoi e buon anno a tutti, altro che le zone rosse, altro che vietare il fumo per la strada. Max, diciamo così, mi sembra che questo paese si stia veramente perdendo nelle quisquilie, si stia veramente perdendo nelle idiozie più totali, anziché guardare alla sostanza dei fatti. Ma perché in questo paese non siamo più in grado di guardare alla sostanza dei fatti? E soprattutto perché in questo paese ormai è saltato anche il rispetto per chi lavora, il rispetto per tutti, anche quella sceneggiata ora di Angelo lì dei ricchi e poveri, per carità, però è stata veramente una brutta pagina. Cioè tu non puoi urlare verso una persona che si sta guadagnando pane l'ultimo dell'anno e non la pagano comunque quanto pagano te. Ma lì credo che ci sia un problema sia di età sia anche di alterazione, cioè questo qui forse non so.
si sarà preso troppi caffè. Ma insomma è chiaro che, a parte il fatto che insomma vedere ancora questi due che cantano la stessa canzone da 60 anni, che la Rai deve chiamare tutta sta gente qua, io capisco tutto, però santo Dio, paese mio che stai sulla collina, andavo già alle elementari, ancora devo sentirmelo. Sì, ho capito io che i Rai si sono resi conto che tanto vale organizzare le feste di piazza, cioè le feste di piazza le fa organizzare le piazze ai comuni. Loro arrivano con le telecamere e non spendono niente. Va bene, tutto questo è redditizio, piuttosto che trasmettere la nona di Beethoven o comunque un altro concerto, una retrospettiva, o della prosa o del teatro d'autore. No, quello per carità. Quindi, però, insomma, tutti gli anni sta roba, vedere questo qua fuori di testa, che urla, per testa di cazzo, il microfono, la gente che è lì sotto, paese mio che stai sulla collina e ci sono sotto 7-8 mila persone congelate a sentire questi qua che hanno la faccia di porcellana. Ma io l'ho dovuto guardare per lavoro. Ma tu l'hai visto Malgioglio? Sì, l'ho visto e ti dico la verità, Cristiano Malgioglio, che è un signore che ha scritto per Mina, cioè uno che è veramente un monumento alla canzone italiana, non lo so, negli ultimi anni vedo che ha preso questa deriva sempre più carnascialesca, possiamo dire, comunque una deriva che io non condivido, contento lui, contenti tutti, però per me lui continua a essere il genio che ha scritto per Mina, ma non ha bisogno di conciarsi come si concia. Ma evidentemente sì, vabbè, ha scritto per Mina, però 50, 60, ancora 50 anni fa. È diventato eterno perché ormai è un sanitario di ceramica, no? Però è anche mostruoso, sembra Vanna Marchi. Cioè a 80 anni arrivare a ridursi in quelle condizioni lì. Cioè è stata una cosa incredibile. Cioè si parla di futuro, si parla di anno nuovo e poi sono sfilate delle maschere da museo rifatte di ceramica che sono proprio così, erano l'epitome della morte, del passato morto, delle piante morte. So qua che dice c'ho l'amico di 30 anni che mi aspetta in albergo, cioè è roba morta. Tu mi dici perché l'Italia non può fare i conti con le cose concrete, con le cose serie? Perché non può più permetterselo. Perché non c'è più senso di responsabilità. Questi sono processi. Vabbè, noi siamo sempre un paese un po' cialtrone. Prima ci salvava dalla cialtronaggine, però insomma una certa quale simpatia, un'adattabilità, sai, il colpo d'ala, la capacità comunque di reinventarsi. Dopo 30 anni di Unione Europea, di uniformizzazione, mettici la globalizzazione, mettici la finanza che ha assorbito tutto. L'Italia è uno dei paesi che ne sono usciti peggio. Ma adesso tutta Europa è così. E infatti tutta Europa è ostaggio dell'Islam teppistico. Però io quando sento la Meloni che s'affaccia, che dice l'Italia è un grande paese, siamo tornati a contare in Europa. No, sono tutte balle quelle lì. Cioè c'è un livello di politica anche e quindi di responsabilità che è indecente, è infimo. Lei lo sa e lei come tutti, che non sta facendo assolutamente niente, sta investendo in comunicazione. Cioè Mussolini si affacciava dal balcone di Piazza Venezia. Lei si affaccia dalle telecamere, dai balconcini dei social, però è tutta propaganda. L'Italia non è più in grado di fare i conti con se stessa. Non ha più niente da difendere. C'è l'anno che verrà. C'è Maranza. Cioè non c'è niente di serio. Il sindaco Sala che ti fa l'ordinanza per multare quelli che fumano a 50 metri da soli. Cioè è una roba demenziale questa qui. Ma tu te li vedi i vigili che corrono dietro a uno che si fuma una sigaretta in un parco, tirano fuori il metro, sai quello con le listarelle di legno, no? Sì, quello da falegname. E misurano la cosa. Ma cazzo, cioè tu vai a impedire a uno di fumarsi una sigaretta da solo ai giardini di Porta Venezia e poi dopo ci sono i Maranza che vanno col coltello sotto la polizia, gli dicono polizia di merda, andate via, Italia di merda, questa è roba nostra. Qui sono 30 anni di Unione Europea così. Questo per me è un paese, è morto.
Così come il giornalismo è un mestiere morto, questo è un paese morto. Non è che può tornare a essere un paese questo qua. Anche gli altri vedo che... Però insomma noi ormai... Perché poi insomma sai, c'è la Germania che va a elezioni anticipate e sperimenta di essere diventata come l'Italia. La Francia, ecco, dove appunto. praticamente la Le Pen sta per arrivare all'80%, se Macron continua a farle praticamente questa campagna elettorale, visto e considerato gli sfondoni che Macron ha fatto in tutto questo tempo. Parentesi, se vince la Le Pen a me non dispiace certo. E però c'è un vuoto in Europa. Come lo si riempie? Cioè, come potrebbe riempirlo sto No, paese? non credo che non si riempie perché cioè, questa politica qui è solamente retrocessa a esecutore dei piani finanziari, dei fondi di investimento, delle BlackRock, di tutte queste robe qua, delle Pfizer. Cioè la politica è diventata un mero strumento esecutivo della finanza. Infatti tu vedi che cioè, questi qua da dove vengono? O sono banchieri, o sono gente che è stata nei vari Goldman Sachs, è stata nelle varie banche internazionali d'affari, però poi al dunque sono dei poveri deficienti. Tu dici giustamente, la Germania ha fatto la fine dell'Italia? Sì, la Germania ci ha raggiunto 25 anni di politiche energetiche demenziali, sceme, la Merkel che chiudeva le centrali nucleari, hanno puntato tutto sull'auto elettrica, adesso gli stanno licenziando a rotta di collo, gli falliscono le aziende, l'Audi, la Mercedes, la Volkswagen. La Volkswagen, cioè buttano via gente a migliaia. Questo qui sarebbe la politica economica di previsione. Macron è un povero, ma io non so, non mi sembra neanche normale. Lui, quell'altro in Canada, Trudeau, Mamma ma mia, ti sembrano te questi prego. qua? Ti sembrano persone. A me questi qua io li metterei in un manicomio criminale. E questi qua vanno all'Eliseo, vanno al governo. In Inghilterra hanno cambiato 4-5 primi ministri in 2 anni perché non sanno dove cazzo guardare. Ma se voi continuate a eseguire, vabbè, l'Inghilterra è uscita dall'Unione Europea, bene ha fatto, però se continuano a agire e a ragionare in termini finanziari, la finanza si fa i cazzi suoi. C'è un livello di politica che rispecchia totalmente il livello della musica, il livello dello sport, il livello della cultura, quindi non se ne esce. Ma se ne esce a tempi lunghi, fra 100 anni, ma la domanda è, noi fra 100 anni, fra 50 anni, fra 25 anni, siamo ancora qui? Io temo Noi di no. come europei, dico. Temo che diventeremo una specie di Disneyland a cielo aperto, sì, dove verranno i cinesi e i nuovi ricchi arabi a vedere com'è che viviamo, perché io questo già lo constatavo quando portavo i cinesi in visita al Duomo di Milano. Non gliene fregava niente di quello che io gli spiegavo, ridevano perché semplicemente non riuscivano a capire come un paese come questo, 2000 chilometri allungato nel Mediterraneo, riuscisse a campare. Cioè, per loro noi siamo l'equivalente di Disneyland, non riescono davvero a capire come si possa vivere in un paese come questo. sì, perché è quello troppo non lo capisco pittoresco ai neanche loro io. occhi. Quello non lo capisco neanche io. Adesso questi qua, prima no, ma io l'ho vissuta la transizione cinese perché ho lavorato, mio padre stesso ha lavorato con i cinesi fin dagli anni 70, quindi li ho visti cambiare dal mio piccolo angolo di osservazione, quindi li ho visti passare da una posizione subalterna via via a una posizione sempre più orgogliosa e infine arrogante. Va bene. E quindi siamo provincia non dell'impero ma di tanti imperi. Io quando vedo questi qua ancora nelle trasmissioni, nella controinformazione, quando sento uno come Marco Rizzo, santo Dio, che passa per essere una persona saggia, che ancora contrappone l'Occidente capitalista, finanziario all'Oriente, possibilmente dal suo punto di vista l'Oriente dittatoriale, cioè la dittatura di Xi, quella di Putin, no? Sì. A parte che è aberrante, ma è stupido, non c'è più quella distinzione lì. Cioè la finanza è una cosa unica, la globalizzazione è una cosa unica. Cioè secondo Rizzo o secondo quelli della controinformazione, gli Xi, i Putin che ospitano gli Assad, questi qua sono fuori dalla globalizzazione?
sono fuori dalle logiche finanziarie. Ma cazzo, se come prima cosa per farci danno ti tagliano il gas o te lo mettono al quadruplo del costo e ti ammazzano, questa è una logica è una logica finanziaria. C'è neanche bisogno di fare la guerra all'Europa. Allora, questi qua, cioè, non c'è una contrapposizione. Noi siamo provincia di tanti imperi e come tale è vero che facciamo ridere, però facciamo ridere in parte perché siamo ridicoli, perché come giustamente ricordi tu, questi non si fanno una ragione di come facciamo a campare. Però se devo dire una cosa veramente sgradevole, però la dico, loro ridono anche perché con tutta la sega dei 3000 anni di saggezza orientale, Confucio, quello che ti pare, non hanno un briciolo di atteggiamento culturale. E difatti tutti i figli dei dittatori orientali, arabi, per farsi la cultura vengono a studiare in Europa. Tutti. Perché sennò non sanno proprio, cioè a questi qua, li ho visti, li conosco anch'io, i cinesi, i giapponesi, ce ne trovi uno su 1.000.000 che sa chi è Leonardo, sa chi è Dante, sa chi è Brunelleschi, che sa valutare che cos'è la cupola del Brunelleschi, con quella doppia cupola incamiciata una nell'altra, una soluzione geniale. 27.000 tonnellate rinascimentale. Cioè questi dell'umanesimo, del rinascimento, non sanno un cazzo e quindi ridono. Loro vedono il Duomo e ridono. Vanno a vedere Roma imperiale o Roma medievale o Roma del Settecento e ridono perché non gli dice niente. E noi abbiamo dilapidato un patrimonio di cultura veramente che faceva da faro al mondo, lo abbiamo allegramente dilapidato. Quindi non si torna indietro. Per tornare indietro ci vogliono 100 anni, però fra 100 anni noi non saremo neanche più Disneyland, saremo Gaza, saremo Kabul, saremo la Nigeria. E tanto siamo i primi a essere contenti di questo. Tu vedi mai un movimento culturale, la sinistra, le femministe, le cose che denunciano questo? Stanno a rompere i coglioni notte e giorno col patriarcato, Gino Cecchettin, l'uomo bianco tossico. Però quando poi l'eredità culturale, anche in senso femminista, pensano, non so, Madame de Staël, la Curie, la Strozzi, non c'è nessuno, neanche a livello, io non dico, ma neanche a livello culturale, non c'è nessuno che difende questa eredità, questo retaggio. Beh, basta vedere tutto il caso di Cecilia Sala. Tu hai visto per caso per strada una protesta contro l'Iran da parte di queste femministe? Niente, questo veramente niente. Però sfilano ai Gay Pride a favore di Hamas e le femministe. Sì. Gli omosessuali, i plurisessuali che sfilano a favore di Hamas. E come facciamo noi ad avere anche solo il sospetto di poter recuperare qualche cosa? Se ci vergogniamo del nostro retaggio, se siamo arrivati a vergognarci di Leopardi, di Brunelleschi, di Michelangelo, di Bernini, di Borromini, di Canova, di Verdi, di Manzoni, dove ci attacchiamo più? Al tram, per non rispondere altro, visto che è stato ampiamente evocato a Capodanno. Max, senti, ma a questo punto io ti pongo una domanda, anzi faccio un nome, perché mancano ancora 18 giorni. E però lo stiamo aspettando, manco fosse l'arrivo, diciamo, della palingenesi, una sorta di... Ecco, lui, Trump. E ora che succede? Ma no, che deve succedere? Succede niente. Cioè, adesso si fa gli affari suoi, auspicabilmente quelli del suo paese, basta. Che deve succedere? Noi sempre provincia restiamo. Cioè, per loro l'Italia può essere una base, ma neanche più una base commerciale. Che deve succedere? Sempre sta mania di aspettarsi l'uomo della provvidenza, no? Una volta c'era Mussolini, adesso abbiamo avuto anche la levata di scudi per la copertina di Libero avantieri, no?
che Mussolini uomo dell'anno, e cavolo, l'hanno evocato tutto il santo giorno i signori a sinistra. Sì, questo è vero, questo è vero. Io però, consentimi, io lì però ci ho visto anche molta ambiguità, nel senso che con le sacre ragioni di prendere in giro la sinistra, però intanto si spara una cosa che è veramente da Istituto Luce. Lui, l'uomo dell'anno. Cioè, dove finisce l'ironia verso la sinistra e dove finisce poi in realtà? A me ricorda molto, mi dispiace che anche il mio amico Capezzone si presti a sti giochetti. Io apro La Verità e tutti i giorni c'è un articolo di Veneziani. Veneziani, se mattina e sera non mangia e non ricaca Mussolini, non sta bene. Cioè, tu puoi parlare di idraulica, del ponte sullo stretto, degli mondiali in Qatar, del crollo della religione, deve sempre metterci Mussolini, le paludi, la pontina, la bonifica. Insomma, alla fine tu piglia un qualunque pezzo di Veneziani, fosse pure sulla pasta coi ceci, e viene fuori sì però, non voglio, però quando c'era Mussolini, hai rotto i coglioni. Cioè, Veneziani non ha nient'altro nella vita, è un uomo che non c'ha una vita. Allora mi dispiace che vengano fuori anche queste cose qua. Abbiamo capito quando c'era lui, la sinistra fa ride, sì, fa ride, ma fate ride pure voi, perché alla fine ci giocate, no, su sta cosa. Questo e Giordano Bruno Guerri. Allora io non capisco, Scurati, che per me è una nullità, che fa la trilogia su Mussolini e poi diventa così, il martire, se la tira da Gramsci, va bene, dà fastidio. Ma perché non dovrebbe darmi fastidio anche tutta sta ossessione di quelli di destra? Poi scusa, dove sta la destra? La destra cos'è? L'unica cosa di destra che sanno fare è rimpiangere Mussolini 100 anni fa? Una Direi di no, essere di destra è tutt'altra cosa. Cioè è possibile che da noi rimane viva solo la destra morta, la destra nostalgica, la destra di Salò, la destra di Mussolini, la destra della campagna del grano, e che coglioni! Perché non ci deve essere una destra liberale? Perché non ci deve essere una destra thatcheriana? Perché non ci deve essere una destra veramente legge e ordine, ma no di quel legge e ordine demenziale, no di quel legge e ordine inapplicabile, ma una destra equilibrata, una destra che dice signori, c'era un egiziano delinquente strafatto, è stato abbattuto, arrivederci, basta. La sicurezza dei cittadini. No, qua, quello, quell'altro, si discute, poi, però Mussolini. A me ha rotto i coglioni Mussolini. Sì, ma anche perché fa molto discorso a tavola di Natale, quando qualcuno sopra la settantina ha bevuto un po' troppo di vino. A parte che io per come sono fatto, se avessi avuto 20 anni nel 43 andavo in montagna, perché a me le dittature non piacciono di nessun colore. A me già piace poco l'idea di Stato, figurati un po' poi uno Stato. Però alla fine noi non abbiamo più una nazione. Che dica il signore Giorgia, la nazione Italia è tornata a contare, sì, sui colli fatali. Noi non abbiamo più una nazione, non abbiamo più un'industria da difendere, non abbiamo più un'economia, non abbiamo più un retaggio culturale, non abbiamo più un orgoglio, non abbiamo più una forza sociale, niente. Però stiamo lì a fare discorsi da tavola, come dici tu, ed è un guardare indietro per non guardare avanti. Appunto. Max, sì. 10 secondi di pausa, che siamo in ritardissimo, se no poi me menano, torniamo subito. Bene. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. 0292947222, se volete intervenire, i telefoni sono aperti da questo momento. Max, appunto, i discorsi da tavolo a Natale, no?
in Italia non cambia niente, in Italia ci vorrebbe una dittatura e tutti al muro, in Italia rubano tutti, in Italia fanno tutti schifo, in Italia non c'è. E allora che cosa stiamo a fare oltre a stare a mangiare a Natale e Capodanno? Cioè, perché non c'è? Perché ti chiedo, perché non c'è comunque una scossa quasi a dire: oh, ma ne abbiamo le scatole piene, voltiamo pagina? Perché non viene questa voglia di cambiare le cose? Ma io non credo che noi come popolo, come gens italica l'abbiamo avuta mai. Cioè, l'italiano è sempre per i processi lunghi, per le lunghe digestioni, molto morbide, molto gattopardesche, molto. Cioè, l'italiano cambia perché cambia il mondo, ma non per suo impulso, cambia per trascinamento. Forse veramente l'unica volta che c'è stato una spinta in questo senso, come dici tu, è stata alla caduta del fascismo nella guerra partigiana nel 43-45, con tutte poi le ambiguità e i trasformismi. Però forse quella è stata l'unica volta che una parte di italiani ha detto basta. Ma se no, io storicamente non. Cioè, noi abbiamo avuto l'elogio per anni, finché non l'hanno ammazzato, di Moro, che era uno che era un coccodrillone, cioè era uno che digeriva tutto, faceva digerire tutto in tempi sterminati. Non è nelle nostre corde, non c'è quel dinamismo lì. Io poi adesso vedo però che soprattutto è un paese che. Perché io dico che non esiste? Lo dico per Butad? No, lo dico perché tu non trovi nessuna persona veramente ottimista. Puoi trovare i manager che sono dei cazzoni, i manager sono dei cialtroni, quindi vanno ai convegni e dicono no, perché noi siamo competitivi, sta parola odiosa, il mercato globale, ma loro fanno un discorso aziendale. Ma a un livello così sociale o civile o politico, tu non trovi nessuna persona. Cioè si è esaltato quella particolare atteggiamento, dice vai avanti tu, io sto a guardare, sto alla finestra. E io a questo punto non mi sento neanche più di gettare la croce perché non ci sono più le forze. C'è una rassegnazione che oramai si è impadronita di tutto e di tutti. Ci dice no, i politici mentono, quindi devono dire andiamo avanti, l'Italia è tornata a contare. Ma non è così, c'è una rassegnazione, tu parla con chiunque e troverai solo rassegnazione, anzi peggio della rassegnazione, il disinteresse. E dire vabbè vaffanculo, basta, non mi interessa più niente, non ci sto più, questo è. A questo punto lo chiediamo all'ascoltatore in attesa. Pronto? Pronto, buonasera, ciao Mario. Carissimi. Mi sentite? Perfettamente, vai. No, perché sentivo un attimo, complimenti a Del Papa, è un giornalista che ammiro molto, molto acuto, ficcante e soprattutto non ha peli sulla lingua. Quello che io volevo dire è un suo autorevole parere su due casi. Allora, cominciamo col dire, cosa ne pensa lei del caso arrivato proprio la notte di San Silvestro con strani metodi dell'arresto di Alemanno e cosa c'è dietro e che rapporti in quel caso ci sono tra certa magistratura che praticamente controlla per 4 anni Toti e adesso per altri anni Alemanno. E poi cosa ne pensa del caso Cecilia Sala e del bell'articolo di Filippo Facci che l'altro giorno ho letto su di lei, su queste periodiche Vispe Teresa. Questa vabbè non è come le altre perché le altre non erano giornaliste, ma queste protette dal Foglio, da Calabresi, da certo giornalismo massonico, perché il Foglio, Calabresi, tutta questa gente qua è diciamo certa stampa di sinistra molto legata alla massoneria. Ecco, questo fatto qui io volevo gentilmente sapere cosa ne pensa di Alemanno e di sta Cecilia Sala, se ha letto il bell'articolo di Filippo Facci dell'altro giorno. Sicuramente lei mi darà una risposta fuori dalle righe, a me piace molto. Salve. Max.
Proviamoci, allora, anche se il mio parere è tutt'altro che autorevole. Allora, su Alemanno non penso niente, nel senso che non ho elementi, non lo so, cioè so perfettamente che la magistratura è orientata e politicizzata, eccetera, eccetera, però non voglio neanche cadere nel tranello di arrivare a priori a certe conclusioni, cioè mi piacerebbe anche che si soppesassero eventualmente gli elementi d'accusa, no? Perché va bene, è vero, la magistratura, la giustizia, l'orologeria, però la mia domanda è anche, sempre, che va bene, facciamo garantisti, perché ognuno è garantista pro domo sua, però dico, le mascalzonate, i reati ci stanno o non ci stanno? Vorrei anche chiedere questo. Poi si può discutere 31 prima di andare al cenone, eccetera. Però io non prendo posizione perché poi vorrei sapere se gli elementi d'accusa reggono oppure no. O meglio, se non reggono oppure sì. Per esempio, su Toti mi pare che ci sono stati delle ammissioni, dei patteggiamenti. Per esempio, su Toti mi sembra di ricordare che era uno che al telefono si vantava con i direttori delle strutture sanitarie liguri, trucchiamo i numeri del Covid, facciamo vedere che sono tutti moribondi, così gli facciamo fare più iniezioni di vaccino e quindi si guadagnava di più. Questo non credo sia smentibile, perché le voci erano le loro. Allora io mi ricordo anche questo, prima di far passare il Toti di turno come un martire, mi ricordo anche questo. Alemanno non lo so cosa gli contestano adesso, eccetera. Mi pare che abbia già delle condanne definitive, o sbaglio? Stava ai servizi sociali, no? Sì, era ai servizi sociali. Ecco, gliel'hanno revocati, lo hanno sbattuto dentro, si può discutere sulle modalità, però io prima di dire che è tutto un complotto, che è tutta una cosa orchestrata, o meglio, potrebbe anche essere orchestrata, però la mia domanda è: ci stanno o non ci stanno i presupposti? E qui mi fermo, perché non lo so. Invece sulla Cecilia Sala, io non lo so poi se c'è nel giornalismo massonico, quello, quell'altro, però so una cosa certa, che quando verrà riscattata, perché io spero, io credo che alla fine verrà riscattata, magari con un pacco di centinaia di milioni, però la vita non ha prezzo, no? E verrà riscattata, ripeto, spero, immagino, mi auguro, e so che quando verrà riscattata non ce la toglieremo più dalle palle. Perché? Perché è di sinistra, perché è caruccia, assomiglia a Belen, e quindi quando verrà riscattata, preghiamo tutti Dio, però a quel punto lì ce la troveremo pranzo, cena, colazione, alle Olimpiadi, ballando con le stelle, di qua, di là, da Formigli, da Floris, da quello, da quell'altro, farà un libro, farà le sue memorie e poi verrà candidata col PD. Mi sembra ovvio questo. Però permettimi di fare un'osservazione, Max. C'è un fatto. Certo. A me è sembrato nelle parole di Mario D'Arieti anche questa idea un po', che mi sembra un'idea, Mario, non te ne avere a male, un po' da pranzo di Natale anche questa, come dire, vabbè, poverina, certo che se stava a casa sua non le succedeva. Però scusate, un'inchiesta sull'Iran come la fai se non vai lì e fai qualche domanda in giro? No, questo è quello che ha detto Feltri, che poi si è litigato con Biloslavo. Non lo so. Francamente, anche su questo non so. Certo che devi fare l'inchiesta, però ho come l'idea che andarci da podcaster, cioè andarci non lo so poi se questa ci è andata con i dovuti presupposti di sicurezza, di organizzazione, magari con altre persone, oppure se ci è andata un po' allo sbaraglio, questo non lo so. Io non mi sento, attenzione, io non sto dicendo che appunto se l'è cercata, non sto dicendo che sta bene dove sta, non sto dicendo che non doveva andarci, sia chiaro. Sto dicendo che quando, pregando il Dio, auspicabilmente sarà tornata,
non ce ne libereremo più perché vivrà di rendita, vivrà da eroina, metterà sulla spocchia, la spocchia ce l'aveva anche prima, e quindi alla fine subirà tutto il percorso divistico che in questi casi si usa. Quindi andranno a prenderla con l'aereo di Stato, arriveranno le autorità, arriverà la Meloni, arriverà Mattarella, arriverà Tajani, se la litigheranno tutti e verrà candidata. Su questo te lo dico oggi che è il 2 gennaio, io mi gioco la reputazione, mi gioco anche i soldi che non ho, mi gioco la salute. Se torna viva, e io voglio sperare, sono sicuro che tornerà viva, questa sarà una diva e verrà candidata. C'è un'altra Buona telefonata, Roberto. pronto, chi è là? Sì, buonasera dal Veneto, buonasera. Ciao Antonino, Antonello. buonasera. Ecco, proprio su questo argomento volevo sentire un po' l'opinione e anche dire la mia. Primo, io sarei dell'idea, come Netanyahu, che non si fa lo scambio degli ostaggi. O quelli ce la ridanno indietro sana e salva, o altrimenti tutto quello che abbiamo fatto come partigiani con Aldo Moro va a farsi friggere. Ma il punto è un altro. Come mai l'iraniano che è in prigione adesso non viene trattato allo stesso modo come viene trattata la nostra giornalista lì prigioniera in Iran? Primo. Secondo, è stata opportuna la scelta fatta di nominare come ambasciatrice in Iran, un paese che non tollera le donne al comando, una donna. Adesso diventa più difficile che questi iraniani vadano incontro alle nostre richieste proprio perché gli si presenta non un uomo, ma gli si presenta una donna come ambasciatrice. Chiara la domanda? Grazie. Max. Sì, no, io non l'ho trovata molto chiara questa domanda. Cioè, secondo il nostro Antonello, il fatto che l'Italia sia rappresentata da una donna in Iran metterebbe un ulteriore ostacolo nell'eventuale trattativa. A me pare che onestamente quando si decide di fare un ricatto del genere puoi essere maschio, femmina, ermafrodito, quello che vuoi, ma a loro non frega niente lo stesso. Comunque, prego, primo, vai avanti. Secondo, poi, primo, questo sicuramente. Secondo, poi, questi semmai sono problemi che dovevano valutare il nostro governo, il nostro ministro degli esteri a suo tempo. Poi non lo so se questa è ambasciatrice o che cos'è. Non si è ancora capito a che titolo fosse là, se di giornalista, di ambasciatrice, di curiosa, di podcaster. No, lui stava dicendo il fatto che a rappresentare, cioè il fatto che in Iran non c'è un ambasciatore, ma c'è un'ambasciatrice. Ma c'è un'ambasciatrice, vabbè, ma questo è irrilevante, insomma. Cioè, voglio dire, proprio perché noi siamo diversi da un regime teocratico. Sì, certo. Vabbè, poi bisogna essere realisti, vedere con chi hai a che fare. Però, insomma, se noi dobbiamo rinunciare ai pluralismi, alle conquiste, alla civiltà che abbiamo accumulato secolo dopo secolo e che ci stiamo dimenticando, questo mi stava chiedendo, però perché l'iraniano arrestato qui viene trattato in un modo diverso, più civile rispetto alla nostra che sta là? Perché siamo una democrazia, grazie a Dio. Questa non è una domanda, cioè non è neanche una provocazione, non esiste come questione, perché noi siamo così o eravamo così finché ce lo lasciano fare. Dove io non sono assolutamente d'accordo è dire no, si fa come Netanyahu, non si accetta lo scambio di prigionieri perché questo, quello, quell'altro. Sì, però io te la assumi tu la responsabilità di farla morire quella lì? Tu che decidi, tu che sei primo ministro o hai voce in capitolo, te la assumi tu la responsabilità? È chiaro che io tratterei fino alla morte. Cioè mi può stare sui coglioni finché vuoi la Cecilia Sala, la sua spocchietta, la sua faccetta da Belen e tutto quello che vuoi, e so perfettamente che quando torna, se torna e torna, avrà fatto bingo, però non per questo io non mi metto d'accordo col diavolo per riscattarla. E che dobbiamo fare? La lasci morire lì? Assolutamente no, lo abbiamo fatto per tutte quelle scemette che andavano
a portare la solidarietà, la cosa, quelle che viaggiavano, quelle le umanitarie, abbiamo pagato pacchi di milioni. È normale, insomma, la vita umana è una vita umana, la lasci là. Quindi io non accetto un discorso del tipo fa bene Netanyahu, nessuna trattativa perché se no Moro, che non c'entra niente, quello o quell'altro. Se mi metto nei panni di chi ha potere decisionale, io tratto fino alla morte, tratto anche col diavolo per salvarla questa qua. Mi pare ovvio, no? Beh, questo pare ovvio anche a me. Poi nel caso di Moro le cose non sono assolutamente comparabili, perché lì c'era una realtà che chiedeva un riconoscimento politico ed era invece un gruppo di assassini e terroristi, cioè le Brigate Rosse, mentre qui sono due stati che si parlano. Dei 13 terroristi era puramente pretestuoso, perché che Moro dovesse finire ammazzato era stato deciso da molto prima di Via Fani, era stato deciso da molto prima del 78, quindi quelle erano delle richieste volutamente insostenibili per giustificare una soluzione che era ampiamente decisa, ed è stata decisa in Italia, o meglio è stata decisa in America per il tramite delle istituzioni italiane, dei servizi italiani. Il segreto di Pulcinella è che Moro non si poteva salvare perché non si doveva salvare, ma questo lo dice Pixenic, che viene mandato dalla CIA apposta da Carter per stravolgere, per incantare le Brigate Rosse e per imporsi anche alla volontà di Cossiga. Lo dice Pixenic. Abbiamo fatto morire Aldo Moro, l'ha fatto nel libro che ha fatto con Amara. Abbiamo fatto morire Aldo Moro e io sono quello che ha condotto la vera trattativa, perché noi avevamo deciso che Moro, grazie alla sua politica di apertura ai palestinesi, bla bla bla, doveva morire. Quindi che c'entrano gli ostaggi, Netanyahu, cosa di 40... non c'entra niente. Appunto, e peraltro quello che Israele sta attraversando in questo momento è tutt'altra cosa ancora, quindi non è comparabile con la vicenda di Cecilia, che, ripeto, ci auguriamo torni a casa sana e salva al più presto. Senti Max, per giungere un po' a tirare le somme, come vedi, diciamo così, abbiamo un'Europa che sostanzialmente è in crisi confusionale, un'America in cui c'è un Donald Trump molto aggressivo che farà chiaramente i suoi interessi. C'è una guerra in Ucraina che ormai si sta avviando alla conclusione, perché proprio quello che aveva firmato il decreto che non poteva trattare con Putin adesso dice sì, se viene Trump e possiamo trattare, questo significa la fine di tante sofferenze, eccetera, eccetera. Stamattina Italia Oggi riportava un'interessante analisi che diceva attenzione, perché come Trump si insedia Israele attacca l'Iran. Te come la vedi? Non lo so, francamente sono cose talmente aggrovigliate che mi pare che tante volte il peggior nemico è il migliore alleato. Sarebbe lungo da fare, però guarda solo la vicenda di Assad in Siria. Sì. È stato buttato giù, alla fine mettila come vuoi, ma è stato buttato giù da un alleato di Putin, il quale poi lo ha accolto e lo sta proteggendo. Cioè, è difficile, io credo che continueranno le guerre, continueranno i conflitti. Questo ucraino si sta spegnendo alla lunga perché si è capito. Questo ormai si è arricchito abbastanza, non credo che durerà molto per godersi tutti i miliardi che ha rubato sulle tangenti delle armi, però si è arricchito, allora dice basta. Gli ucraini, io mi ricordo qualche anno fa, vado a cena con un amico che stava con un'ucraina, dicevo guardate, dovete essere realisti, avete tutte le ragioni del mondo, ma la storia non premia le ragioni, premia i rapporti di forza, vi conviene trattare in un modo o nell'altro, vi conviene mollare. E questa che era, sai, quei donnoni, no, Slavo, Ucraina, fino all'ultimo uomo. Dicevo, però non potete fare fino all'ultimo uomo di tutta Europa, Se volete fare fuori tutti fino all'ultimo uomo vostri, fateli, però
E quella, insomma, si era incazzata, non mi ha più rivolto la parola. Siamo andati a finire così, alla fine tratti perché non puoi fare altro. Io non credo che quest'anno qui porterà chissà quali sconvolgimenti. C'è questa attesa messianica per Trump, ma Trump è anche un uomo di industria, quindi sa perfettamente come arrivare a dei compromessi. Adesso è molto aggressivo anche con la Cina, è quasi provocatorio nelle scelte che sta facendo, le scelte ministeriali, le scelte dirigenziali, però poi alla fine queste sono anche schermaglie, lui è chiaro deve cambiare tutto la struttura di potere di quelli di prima, però poi alla fine sarà abilissimo nel trovare un accordo con la Cina per prima, conviene anche all'America, basta vedere il debito pubblico che è in mano cinese e viceversa, cioè alla fine questi sono persone che ragionano in termini finanziari prima ancora che politici, quindi non credo che per l'Italia il discorso è già stato fatto, cioè l'Italia non esiste più, l'Italia può solo subire le scelte altrui e continuerà a subirle. Max, noi siamo cretini perché ancora oggi, dopo la batosta sulle auto elettriche, continuano i giornali a insistere sulle auto elettriche. Mi sembra una cosa veramente da manicomio. Sì. Però la verità è che l'Italia subisce le decisioni altrui. Purtroppo è così. Senti, io ho qui un messaggio che ci manda Fabio da Vercelli e ti scrive questo. Buon anno Antonino, condivido molta parte del pensiero degli iscritti di Max, soprattutto in riferimento alla sinistra. Però da un po' non lo seguo verso questo disfattismo e questa deriva narcoide della visione di Stato. Perché se è vero che per taluni è un'ossessione Mussolini, altrettanto è un'ossessione la Thatcher e Reagan, che non sono nelle nostre corde. Ricordo che i nostalgici nostrani della destra liberale di oltreoceano sono quelli di Forza Italia. Vogliamo una destra come quella che intendono loro? Io no. PS, Toti sul talebanesimo vaccinale l'avrei presa a calci anch'io, ma con la vicenda giudiziale non c'entra nulla. Ciao Fabio Avercelli. Vabbè, ma Forza Italia non è destra, non è mai stata destra. È inutile che Forza Italia era un'emanazione di un potere finanziario, commerciale, pubblicitario di uno che l'aveva inventata e tale è rimasta. Con la differenza che adesso i figli, che tramite la televisione controllano Forza Italia, controllano il ministro degli esteri, controllano quello che devono controllare, hanno molto più interesse a mettersi d'accordo col PD sulle iuscole, sui diritti, come si chiama, civili, tutte queste balle qua. E quindi Forza Italia non ha niente di destra. Sarà anche vero che non è nelle nostre corde la Thatcher, sì è vero, questo è vero, ma è anche una cosa che dispiace però, nel senso che l'unica cosa che c'era da fare era una riforma fiscale e non c'è stata fatta. C'erano due cose da fare, una riforma fiscale vera, invece si continua con i cosi, i bonus. Questa è una manovra da destra sociale, ma da socialfascismo. È una manovra caritatevole, no? I poveri, le fasce basse, che però finisce per penalizzare gli altri, finisce per penalizzare il ceto di mezzo. È una manovra assistenziale, quindi statalista. E questa è la destra che a me non piace. E l'altra cosa che serviva era più rigore sulla sicurezza. Invece, se c'è una cosa che è mancata è stata proprio il rigore sulla sicurezza, e adesso ci facciamo le zone rosse che servono a niente, servono a impedire di fumare, non certo a Maranza, a contenere i Maranza. Quindi le cose stanno così, siamo sempre lì. Io non lo so se sono disfattista, io non trovo assolutamente niente per cui sperare, per cui fidarmi. Per me questo è un paese finito. Sarò io, che sono vecchio, che sono un uomo del Novecento. Come diceva il mio povero amico Paolo Benvenu, che è venuto a mancarmi
proprio il giorno dell'ultimo dell'anno, diceva sempre, sai Massimo, noi eravamo coetanei, noi siamo uomini del passato, siamo uomini del Novecento. Senz'altro questo è vero. Però negli anni 2000 io non trovo molto da salvare. A me basta che resti il coraggio degli uomini del Novecento e quel poco di poesia che ci hanno tramandato, caro Max, e di questo io ti voglio essere ancora una volta grato. Ma io non sono un poeta, io sono uno che a mia volta sono morto. Ecco, un poeta era proprio Paolo Benvenu, che era un artista, un musicista del Novecento, aveva capito molte cose, era una persona veramente speciale, anche nei difetti, perché ce li aveva. E quelle persone lì non tornano. Tu senti una qualunque canzone di Benvenu, poi metti su una di queste robe dei trapper di Fedez, o anche delle cose che si sono sentite lì all'anno che verrà, tu capisci proprio che non è passato un secolo, non sono passati 30 anni o 40, sono passati 40 di secoli. Cioè, a me questo mi spaventa. È vero, è qualcosa che spaventa pure me. Siamo totalmente deprivati, siamo totalmente svuotati, siamo totalmente divorati da noi stessi. Io francamente non so da dove si deve ripartire, se da una prospettiva religiosa, una prospettiva mistica, una prospettiva civile. Non mi pare ci sia nessun presupposto a nessun livello. Io li sento parlare, vedo come si comportano. Mi pare tutto un manicomio di quelli criminali. Cioè veramente non... Sarò disfattista io. Sarà che esco da una lunga malattia. Del resto lo sappiamo, tu mi puoi capire perché sì. Sarà quello. Però io non trovo niente. Ed è giusto anche avere l'onestà intellettuale di dirlo. Max, io ti voglio ringraziare ancora una volta per questo e darti appuntamento presto di nuovo in questa trasmissione, perché è sempre un piacere averti qui con noi. È un piacere anche mio. Io sono qui e ringrazio anche gli ascoltatori se hanno la voglia, la pazienza di ascoltare quando ci siamo, quando intervengo. Alla fine questa cosa che stiamo facendo non si sa neanche più per cosa la facciamo. No, la facciamo per tenere accesa la luce e ragionare ancora. Ma forse io non ho neanche più questa motivazione, nel senso che la faccio forse per inerzia, la faccio nell'unico modo in cui la so fare, però senza illusioni. Sono molto molto svuotato anche da troppe cose personali, troppi lutti, troppe perdite recenti e quindi mi rendo conto che mi sto immedesimando sempre più in una prospettiva oltre la disperazione, una prospettiva di puro vuoto. Purtroppo in questo io sono finito credo in una situazione irreversibile, mentre invece appunto il mio amico Paolo trovava, forse perché era un artista, trovava sempre una ragione per scommettere sull'umano, scommettere sulla bellezza e sull'incanto. Io questa cosa non ce l'ho più. Perché mi occupo di politica, mi occupo di cronaca e insomma io francamente nelle scandescenze di Renzi che c'ha l'1,5% e ancora dà patenti, crede, discute, polemizza in Parlamento, mi sembra un morto anche lui, è tutto morto. Lui, Grillo, Conte, mi sembra tutto morto. Mi sembrano degli ologrammi di cose che non esistono più. Capisci cosa sto dicendo? Sì, sì. Quindi, comunque, e il problema è che messa così la cosa non riesco a darti torto, non riesco affatto a darti torto. Tu sei molto più giovane ancora di me, hai ancora, diciamo, ottimismo da spendere, deve essere così. Io sono arrivato a 60 anni e francamente non ho più voglia di illusioni. Posso solo ringraziare chi mi sopporta, perché io mi rendo conto anche, cioè, una radio chiama uno, questo gli fa due coglioni così, con tutte le sue paturnie,
è pesante. Quindi io ringrazio chi mi sopporta, ringrazio te, gli ascoltatori, però io non posso mentire. E questa è una cosa che vale più di qualsiasi rottura di coglioni, Max, credi a me. E grazie per averlo mettiamola fatto così. anche stasera. Grazie a voi, un saluto. Pausa e torniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. A te la linea. Grazie tante, caro Lorenz. Questo era il gruppo italiano con Tropicana nel 1983. Perdonate, a Max del Papa bisogna essere grati proprio perché lui è quello che dice le cose come stanno e come le sente, soprattutto. Poi potete condividerlo o meno, ma io credo che in un'epoca come questa, in cui su certe cose si sta facendo molto buio, avere a che fare con questo signore significa avere la possibilità di tenere ancora la luce accesa, soprattutto tenerla dentro le nostre coscienze, che è la cosa più importante, io credo, per la quale ognuno di noi dovrebbe essere in grado di coltivare e riuscire a vincere in virtù di questo modo di manutenersi, riuscire a vincere la battaglia, diceva Montanelli, che si ingaggia ogni mattina con lo specchio e che è la battaglia fondamentale nella vita di tutti noi fino all'ultimo respiro. Allora, avete ascoltato il gruppo italiano Tropicana nel 1983, La paura atomica. Beh, ce l'hanno anche in Germania. Ne ho parlato con Roberto Giardina, che come sapete è valentissima firma di Italia Oggi e in passato anche della Stampa e di altri quotidiani. Ecco, sentite un po' che cosa ci siamo detti e poi alla fine ci salutiamo con Le sorelle Bandiera, fatti più in là, del 1979. Appuntamento domani alle 17:30 sulle magiche onde di Radio Libertà per la puntata numero 910. Sarà Chilometro Zoom con Lorenzo Viviani. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. E allora, per questo faccia a faccia inaugurale di quest'anno abbiamo il grande ritorno di un amico e un collega, Roberto Giardina, da Italia Oggi. Almeno lui collabora oggi con Italia Oggi dopo aver a lungo collaborato con vari prestigiosi giornali raccontando la Germania. E tra le cose che racconta della Germania c'è anche questa. La ministra degli interni Nancy Faeser ha detto ai tedeschi: fatevi un bunker, la cantina non basta, potrebbe diventare una trappola, abbiamo colpevolmente dimenticato la prudenza per decenni. Cioè adesso la Germania punta ai bunker antiatomici. Che sta succedendo? Ben trovato intanto e buon anno. Buon anno anche a te Antonino, ti ringrazio per questa chiamata. No, in realtà non è un tema forse poco natalizio e poco da Capodanno, insomma, invitare, perché lei anzi questa Faeser, che è la socialdemocratica, ha detto non lo faccio per pessimismo ma per prudenza. In realtà questo suo invito ha preoccupato milioni di tedeschi ed è quello che lei in realtà voleva, perché questi bunker familiari che tu ti fai in cantina se ce l'hai,
e dico, non sono antiatomici, sono se arriva una bomba proprio sulla tua villetta, diciamo. E in realtà, dico, se te la fai in cantina, in realtà se ti prendono in pieno servono a poco questi bunker. E infatti su tutte le misure che devi prendere, e anche che ci deve essere una via di fuga, perché se no uno rimane sepolto sotto le macerie e fa la fine di un topo. Allora la domanda è perché c'è questo invito? Forse io questa è il mio pensiero, e penso di non sbagliarmi, è che vuole fare vedere che siamo in un clima di guerra alla vigilia di una possibile guerra, quindi è meglio essere prudenti, e se il governo, il prossimo governo, perché ormai il governo è di minoranza, ci sono le elezioni anticipate al 23 febbraio, se comincia a tagliare aiuti per i bambini, taglia la sanità e così via, dice, vi dovete rendere conto che siamo in una situazione grave e quindi accettate i tagli che stiamo per fare. Questa è la mia idea. Certo, ma non è anche un po' la paura di Putin? Sì, certamente, perché anche lì Scholz, il cancelliere che viene bocciato dai tedeschi, che è stato costretto a chiedere elezioni anticipate, che è un evento rarissimo in Germania, quindi è una specie di shock per milioni di tedeschi. Lui si è sempre rifiutato di consegnare a Zelensky missili in grado di colpire Mosca, e lui dice, perché io, al contrario di Macron, perché ha citato Macron che voleva mandare truppe francesi in Ucraina, ha detto la Germania è in prima linea, io penso agli ucraini, la Germania è il paese che ha dato più aiuti a Kiev dopo gli Stati Uniti, però io devo pensare anche prima ai miei tedeschi. Quindi i tedeschi, che sono di solito pessimisti, sono preoccupati. Niente di meno. E in tutto questo il mercato si è anche scatenato, e scatenandosi vedo che abbiamo prezzi che vanno dai 35 a 40.000 euro fino addirittura 150.000 euro con l'impianto per il ricambio dell'aria, che costa appena 10.000 euro. E lo Stato che fa in tutto questo? E non ha detto quant'è il suo aiuto, quindi uno doveva fidarsi alla cieca che io mi faccio il bunker in cantina. Oltretutto, insomma, ci sono 32 milioni di alloggi dal castello alla baracca nei boschi, dico, ci sarebbero da fare milioni di bunker, è un grande affare. In realtà oggi i bunker esistono, penso che esistono anche in Italia. La Svizzera è il paese in Europa che ha più bunker privati, e soltanto 470.000 tedeschi su 83 milioni hanno un bunker a disposizione, quindi è un grandissimo affare. E tu hai citato i prezzi, è chiaro che come per un'auto ti compri da utilitaria o ti compri un'auto un po' più, un SUV, che so, ecco, quindi il bunker più sicuro ti costa 200.000 euro quasi, con tutti i vari gadget supplementari. Ma io mi ricordo quando sono arrivato in Germania per la prima volta, purtroppo nel secolo scorso, era ancora per legge durante la guerra fredda che ogni famiglia doveva avere a casa riserve alimentari per resistere 2 settimane in caso di guerra. Con tutto elencato quello che doveva avere: farina, zucchero, per me anche il caffè, io il caffè non ci rinuncio, io non l'ho mai fatto, ma non l'ha fatto neanche i miei vicini di casa. Quindi poi alla fine, quando è caduto il muro, si viveva in un altro clima ideale di pace, tutti speravano in una pace per decenni, purtroppo ci siamo sbagliati tutti, e quindi però nessuno ha pensato di mettere questa misura, quindi adesso invece ci penseranno anche a questo. Insomma, diciamo che è una Germania che si risveglia bruscamente dal sogno di una pace continua. In realtà la pace non esiste, o meglio, si vis pacem para bellum. Sì, hai ragione, ma infatti in realtà in questo momento nel mondo ci sono almeno una ventina di conflitti locali. Noi pensiamo solo alla nostra Europa, ma diciamo dopo gli anni 90, quando avevamo dato la Serbia a Belgrado,
adesso la guerra è arrivata alle porte di casa, perché in realtà si scopre che poi l'Ucraina non è così lontana da noi, quindi in realtà poi la Germania effettivamente è molto più vicina, quindi oltretutto i profughi in Germania ci sono 1.100.000 profughi ucraini, sono quasi tutte donne con bambini. E queste donne, questi profughi parlano con la gente, quindi uno sa dal suo vicino di casa ucraino cosa sta succedendo e danno informazioni diverse da quelle che poi leggiamo sulla stampa. Insomma, diciamo che anche questo è un problema, quindi non ci sarà questo, come potremmo dire, l'idea di dire faremo un respingimento dei profughi ucraini a guerra finita, perché già si comincia a parlare di un eventuale respingimento dei siriani, visto che adesso esiste un nuovo regime al posto di quello di Bashar al-Assad. Mi sembra che la Germania si stia andando a infilare in un bel cul-de-sac anche per quanto riguarda l'immigrazione. Bravo, infatti però per i siriani sono anche più di 1 milione in Germania, hanno detto, ormai sono in Germania da 10 anni quasi, perché quando c'è stato il grande esodo il 5 settembre del 2015, quando la Merkel disse io li faccio entrare tutti e non chiudo le frontiere, e sono passati adesso 9 anni e presto saranno 10 anni, quindi questi ormai sono integrati e i tedeschi una volta tanto hanno detto no, ognuno fa quello che vuole, chi vuole tornare torna, chi vuole restare in Germania resta, anche perché per esempio mancano i medici in Germania e quindi la percentuale più alta di medici stranieri che lavorano in Germania è siriana, e quindi questi li vogliono tenere, non vogliono che tornino a casa, a parte il fatto che io sono ottimista, anche se sono siciliano dovrei essere pessimista. In Siria già incominciano a perseguitare i cristiani, quindi tanto ottimisti sulla Siria forse non dovremmo essere. Infatti, è anche questo l'altro problema. E peraltro c'è un partito che sta già cominciando a darsi un profilo di legge e ordine ed è proprio la CDU, insomma, sento i loro leader politici parlare di decisioni molto drastiche in materia anche di ordine, in materia, diciamo così, di immigrazione e così via. Insomma, malgrado l'endorsement di Elon Musk all'AfD, non sarà questa grande vittoria annunciata. No, sì, infatti sicuramente oggi se dovessi scommettere, insomma, è sicuro che il prossimo cancelliere sia Friedrich Merz, cioè il leader dei cristiano-democratici. Ma lui ha già cominciato con lo slogan, diciamo, elettorale a dire ma molti profughi arrivano in Germania e poi per farsi solo la dentiera tornano a casa. Quindi questa è una cosa che può dire un partito dell'estrema destra. Ma è chiaro che lui poi non lo farà, ma in realtà è un duro. E bisogna anche dire che la Merkel allora disse io faccio entrare tutti e disse in tedesco wir schaffen es, ce la faremo, però poi tutti ricordano solo queste parole, ma lei aggiunse virgola, se non ce la faremo questo non sarà più il mio paese. In realtà la Germania non ce la fece, perché in realtà arrivarono in 2 o 3 mesi 1.100.000 profughi, che poi i tedeschi chiamano Fuggiaschi con più precisione, perché noi li chiamiamo migranti, ma il migrante viene solo in cerca di lavoro, chi fugge viene anche solo per chiedere aiuto. E saltarono tutte le strutture di accoglienza con problemi enormi, e da allora si destabilizzò la Germania. Perché se poi ti ricordi, sempre pochi anni fa, è stato nel Capodanno del 2016, quindi un anno dopo, 2000 giovani arabi ubriachi assaltarono 1.000 donne durante il Capodanno, la notte di Capodanno a Colonia, e la stampa e anche la televisione tacque, ci fu una censura automatica per 5 giorni perché avevano paura di dare questa notizia, dicendo disse furono le normali violenze delle notti di Capodanno. Quando i tedeschi lo seppero fu uno shock, si sentirono traditi e l'AfD, il partito dell'estrema destra, che era al 4%, quindi sotto il limite per entrare in Parlamento che è del 5%, improvvisamente balzò al 12% e adesso è al 20%, l'anno scorso era al 23%. Nella Germania Est, l'ex Germania Est, in 5 regioni
è il primo partito. E da allora la Germania cominciò a essere stabilizzata, questo è il fatto. Anche perché l'assistenza per questi profughi costa 30 miliardi di euro all'anno. Evviva! Allora non è che io capisco la pensione media in Germania, questa forse è un'altra notizia, è di 1.250 euro, quindi sei al limite di povertà. Beh, comunque 3 volte quella che c'è in Italia come pensione minima. Sì, però capisci che anche quello, se tu sono notizie date dalla destra, ma che sono vere. C'è un profugo contro il mogli, perché adesso se tu hai 3 mogli, sei musulmano, lo Stato tedesco riconosce tutte come mogli legittime. È arrivato con 3 mogli e 8 figli e abita ad Amburgo in una villetta sua per ospitare, e poi è arrivata anche la suocera, sono 11 persone o 12 e lui prende 8.000 euro di aiuti al mese. Evviva. È chiaro che il vicino con la pensione al minimo si arrabbia, diciamo, no? Certo. E magari vota a destra. Allora anche questo bisogna dirlo. No, tutti quelli che votano per questo partito dell'estrema destra non sono razzisti e neonazisti. Secondo l'analisi del voto sono il 20%. Gli altri 80% sono arrabbiati, delusi dagli altri partiti. Certo, infatti i tedeschi cominciano, non leggo più critiche contro l'Italia, perché è un'espressione tedesca difficile da pronunciare, che italienische Verhältnisse, che vuol dire condizioni italiane. Loro intendevano scioperi, stabilità, corruzione, mafia. Adesso non lo dicono più, si trovano nella stessa situazione. Infatti. Quindi capiscono perché l'Italia a un certo punto è delusa dai partiti tradizionali, gli italiani. Beh, questo mi sembra abbastanza chiaro. Però, insomma, diciamo che la Germania si prepara a un 2025 non facile per tirare un po' le somme di questa nostra chiacchierata. Sì, perché in realtà la Germania sono le vecchie virtù tedesche, loro chiamavano le vecchie virtù prussiane, che sarebbero poi le virtù luterane, cioè l'accoglienza, devi aiutare il prossimo e così via. Anche l'ospitalità è una virtù prussiana. E a questo punto si sono messi in stacco matto, perché anche lì, questo ormai gli italiani lo sanno, diciamo che Schuld, la parola tedesca Schuld vuol dire sia peccato che debito, cioè fare debiti per un luterano è un peccato. Adesso, per la paura di andare in rosso, hanno trascurato investimenti per 20 anni e va tutto è a pezzi. Le ferrovie, le autostrade, gli ospedali, la scuola, e devono investire sui fenomeni per rimettersi a posto. 800 ponti tra ferrovie e autostrade sono pericolanti. Come fai a fare tutti insieme? E quindi è provocato una preoccupazione di investimenti. Hanno evitato questi aiuti ormai vitali, devono fare tutti insieme. E questo li ha messi in crisi. E anche la paura della stabilità. Nel ricordo di Weimar, quando i partiti erano sempre conflittuali, c'era una crisi di governo dopo l'altro, ha creato un sistema elettorale che si preoccupa della stabilità. Quindi questo anche per spiegare quello che è successo. Il governo Scholz ha chiesto il voto di fiducia non per vincerlo, ma per perderlo, perché non poteva dimettersi se non perdeva il voto di fiducia. Quindi i deputati del suo partito hanno votato contro se stessi. È un paradosso che va spiegato. E mentre Macron, quando ha perso le elezioni europee in maggio, in 23 giorni ha indetto 9 elezioni anticipate, che ha perso di nuovo, in Germania per fare queste elezioni si sono perse 4 mesi, cioè dai primi di novembre si vota a fine febbraio, e poi a fine febbraio non è che avrà il governo nuovo subito, prima che i partiti della coalizione futura, che probabilmente sarà cristiano-democratici più socialdemocratici come i tempi della Merkel, ci vorranno altri 2 mesi prima che questi partiti si metteranno d'accordo, perché l'accordo va nei minimi particolari, quanti euro dobbiamo aumentare il salario minimo e così via. Ci vorrà tempo,
e per 6 mesi il partito che era leader d'Europa, comunque nonostante la crisi è quello sempre più forte economicamente, è paralizzato per metà dell'anno. Infatti. Da novembre alla prossima primavera. Infatti. Senti Roberto, c'è almeno qualcosa in cui sperare in questa Germania del 2025 per chiudere? Ma io, diciamo, ripeto, sono ottimista, anche se Hemingway, no, che è il mio scrittore preferito quando ero ragazzo, diceva che un politico deve essere ottimista e un giornalista sempre pessimista, perché se tu sei ottimista, la tua previsione ottimista, i lettori non lo dimenticano. Se tu sei pessimista, quando invece va bene, tutti ti perdonano. Io rimango ottimista perché la Germania ce l'ha sempre fatta, ce l'ha fatto dopo la guerra, quando erano in rovina, negli anni 50 è cominciato il boom economico, ce l'hanno fatta nella crisi petrolifera degli anni 70, ce l'hanno fatta quando è caduto il muro e hanno dovuto ricostruire tutto un paese, tutta la Germania Est, 17 milioni di abitanti, che dopo la dittatura comunista era ridotto anche in pessime condizioni. Io penso che ce la facciano anche questa volta, ma ci vorrà del tempo, perché le altre volte le crisi venivano solo da situazioni che venivano da fuori, crisi petrolifere, la guerra che subivano perché era avvenuto per colpa di Hitler. Però questa volta devono cambiare se stessi, questo sarà forse un po' più lungo, ma ce la faranno. Ecco. Se ce lo auguriamo per tutta l'Europa. Grazie Roberto. Grazie a te Antonio, auguri.